Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori della tradizione presenteremo la ricetta braciolette alla messinese. Ingredienti per 4 persone: 300 g di fesa di vitello tagliata sottile, 20 g di prezzemolo, uno spicchio di aglio, 200 g di pangrattato, 20 g di pecorino grattugiato, 150 g di provola piccante, sale, pepe e olio quanto basta. Tritiamo finemente il nostro prezzemolo col nostro spicchio di aglio in modo da poterlo aromatizzare e insaporire per bene. Mi raccomando che il trito sia finissimo, che poi successivamente lo andremo ad aggiungere alla mollica. Dopo aver tritato il nostro prezzemolo e il nostro aglio, aggiungiamolo all'interno della nostra mollica. Mettiamo un filo di olio. Aggiungiamo un po' di sale e del pepe nero e il nostro pecorino. Mescoliamo il tutto aromatizzando la nostra mollica. Stendiamo le nostre fettine sul nostro tagliere. Dopodiché aggiungere all'interno la nostra provola piccante, un po' di mollica e avvolgiamoli per bene. Aggiungiamo un poco di olio alle nostre bracioline e li passeremo rapidamente nella nostra mollica. Dopodiché, con l'aiuto di uno steccone, infilzeremo e abbiamo ottenuto la nostra braciola, che successivamente passeremo in padella. All'interno della nostra padella aggiungiamo dell'olio, che faremo leggermente riscaldare. Appena arrivato a temperatura, mettiamo la nostra braciola all'interno e la facciamo rosolare per bene da tutti i lati fino ad ultimare la nostra cottura. Dopo averla fatta rosolare per bene da tutti quanti i lati, la nostra braciola è pronta. Usciamola dal fuoco, mettiamo su un tagliere, togliamo gli stuzzicadenti e posizioniamola nel nostro piatto di portata. Possiamo aggiungere qualsiasi tipo di contorno ne vogliamo. Completiamo con un trito di prezzemolo e un filo di olio extravergine d'oliva. Il piatto è servito.